Abbiamo ora appena concluso l'assemblea dei soci di Banca Prealpi San Biagio del 2022. Purtroppo anche quest'anno abbiamo dovuto utilizzare la formula del rappresentante designato. Devo dire che ci dispiace veramente non poter incontrare i soci, perché le assemblee sono sempre un momento fondamentale per incontrare i soci, per confrontarsi. L'augurio sincero è quello di poterci incontrare il più presto possibile per cominciare di nuovo a riprendere quel importante viaggio che ha portato non soltanto Banca Prealpi San Biagio, ma anche tutta la compagine sociale, a dare vita a una realtà bancaria che è fondamentale per il nostro tessuto sociale, che è sempre presente nel territorio ed è da stimolo e da garanzia e sviluppo a tutte le nostre imprese e alle nostre famiglie. Sì, uno dei punti importanti dell'ordine del giorno riguarda la destinazione di parte dell'utile alle erogazioni liberali, beneficenza. Questo dobbiamo dire che quest'anno abbiamo aumentato di 800.000 euro, portando quindi il plafond complessivo a 3 milioni. Questo è un segno di grande vicinanza e solidarietà che dobbiamo avere con i nostri territori, perché in una situazione che si ormai protrae da 2 anni, il territorio ha bisogno anche di avere fiducia e di avere anche risorse per poter riprendere in maniera forte quella grande vicinanza, quel grande senso di unità che ha. Noi come banca siamo quindi vicini al volontariato, siamo vicini a tutte quelle iniziative che non soltanto quindi danno forza e solidarietà, ma fanno anche in modo che la nostra comunità possa essere sempre più unita. L'assemblea è stata un'assemblea positiva per i numeri, chiaramente, che il nostro bilancio ha espresso. Ci dispiace ovviamente di non averla potuta svolgere in presenza, viste appunto le circostanze conseguenti a questa situazione pandemica. Ringraziamo i nostri soci che comunque sono stati partecipando chiaramente con le modalità che sono state previste, e quindi indirizzandoci la delega alla notaia Piccolotto, che era la rappresentante designata, e esprimendo poi le proprie istruzioni di voto. Quindi benissimo, sono stati approvati tutti i singoli punti dell'ordine del giorno. In particolare, quanto riguarda il bilancio, vorrei anche sottolineare che nella ripartizione dell'utile, oltre chiaramente alla destinazione di riserva legale e alla quota parte che è andata ai fondi di beneficenza, i soci beneficiano anche di un dividendo che è stato corrisposto in una misura interessante, pari all'1,5%, e in più anche, ed era da tantissimi anni, dal 2014 che non accadeva, c'è stata anche la rivalutazione delle azioni e un altro punto, 9%. Quindi complessivamente diciamo che i soci beneficiano di 3,4% di utile di esercizio che viene a loro destinato sia come dividendo per una parte e per l'altra come rivalutazione delle azioni. Questo credo che sia interessante dopo tanto tempo. Voglio dire, c'è un ristoro, se non altro, di quelli che sono stati i primi effetti inflattivi verificatisi nel 2021. Per quanto riguarda tutto il resto, insomma, credo che sia stata anche una giornata, vorrei dire, festosa, proprio perché in effetti quello che ha fatto un po' da contorno, insomma, quello che era l'oggetto dell'assemblea, è positivo. Siamo in crescita anche in questa prima parte del 2022 e questo ci fa piacere, quindi assecondiamo degli indirizzi di gestione che il Consiglio di amministrazione ci ha dato, che sono degli indirizzi di sviluppo, di crescita, di attenzione alle PMI, quindi alle imprese e alle famiglie, e ai nostri soci in particolare.